Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Una vittima siciliana in Venezuela, la tragedia che ha colpito il paese sudamericano investe anche la nostra regione. Muore un uomo originario di Calascibetta, una donna di Balestrate fra i dispersi. Ho una buona notizia da darti, abbiamo vinto al Totocalcio, è il dialogo intercettato tra Ciucci, AD della società Stretto di Messina, e Saccomanno. L'inchiesta intensifica le polemiche sul ponte, Ciucci replica interpretazioni fantasiose. L'arsenale nel garage, scoperto a Catania, nella zona di Barriera Canalicchio, rinvenute armi da guerra pronte a sparare e droga da immettere nelle piazze di spaccio. Il ring di via Macheda, notte di violenza a Palermo, maxi rissa con bastoni e pugni nell'isola pedonale, coinvolti commercianti bengalesi e tunisini, i residenti denunciano tornato il degrado. Riunita a Melilli la Commissione regionale ambiente per fare il punto sulla situazione miasmi che coinvolge il territorio siracusano. Intanto i cittadini di Priolo continuano a chiedere tutela per la propria salute. Caldo da record in tutta Europa. La Sicilia per ora non registra lo stesso inferno climatico, ma dal weekend si attende un rialzo delle temperature. Bollino arancione per la città di Palermo. Calciomercato, il Palermo blinda la porta, rinnovato il contratto al portiere finlandese Joronen, in entrata fatta per Hernani, rosanero già molto attivi per provare a rilanciare da subito la candidatura per la Serie A. Il Catania è vicino all'accordo con Longo, ex allenatore del Crotone. Si lavora per definire i dettagli legati alla composizione dello staff tecnico. Di nuovo ben trovati. Un uomo siciliano è morto mentre cercava di salvare la moglie durante il forte terremoto che ha causato centinaia di vittime in Venezuela e nel Sud America. È Giuseppe Colaianni, originario di Calascibetta. Intanto si cercano notizie di una donna del comune palermitano di Balestrate. Orazio Longo. Al momento del terremoto stava parlando al telefono con la figlia, una videochiamata per farle gli auguri di compleanno. Poi la scossa, la telefonata che si interrompe, la fuga febbrile per mettere in salvo la moglie, mentre lui viene travolto dalle macerie del tetto crollato, sepolto dai calcinacci del palazzo in cui viveva al 17° piano alla Guaira, la zona portuale di Caracas. Era originario di Calascibetta Giuseppe Colaianni, 56 anni, è morto in Venezuela durante il forte sisma che ha colpito lo stato sudamericano. È la prima vittima italiana di un bilancio, per quanto riguarda l'Italia, salito a 3 morti e 5 feriti secondo la Farnesina. Un tragico appuntamento con il destino, quello di Giuseppe, che lavorava in una ditta di logistica internazionale, sposato con una venezuelana. Aveva 2 figli, Antonella di 22 anni che studia lingua in Francia ed Egidio di 27 anni che lavora come ingegnere chimico a Firenze. La coppia era tornata da 20 giorni da un lungo soggiorno transalpino. Per 2 anni si erano infatti trasferiti lì per stare vicini alla figlia. Sconvolta la comunità del piccolo comune in provincia di Enna dove Giuseppe amava tornare, l'ultima volta 4 anni fa, nell'affetto dei parenti. Fissata una veglia in chiesa. Sono invece in corso le ricerche di una donna originaria di Balestrate, nel palermitano, Francesca Mannina, di cui non si hanno più notizie dal momento del sisma. L'appello è stato affidato ai social locali. La donna, a quanto pare, stava cercando di uscire dall'edificio dopo il crollo. Il compagno è stato ritrovato vivo. Ho una buona notizia da darti, abbiamo vinto al Totocalcio. È il dialogo intercettato tra Pietro Ciucci, AD della società Stretto di Messina, e Giacomo Francesco Saccomanno, storico esponente della Lega in Calabria, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sui presunti tentativi di influenzare il controllo di legittimità sulla delibera relativa al ponte sullo Stretto. Nelle intercettazioni Saccomanno racconta anche la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo la bocciatura della Corte dei Conti. Se i magistrati vogliono la guerra, guerra sia. Dichiarazioni che hanno scatenato una pioggia di polemiche, ma si registra anche la replica di Ciucci che parla di interpretazioni fantasiose, chiarendo i tempi del dialogo con Saccomanno, conversazione, dice Ciucci, conclusa con evidente ironia. Un deposito di armi, un vero e proprio arsenale, è stato scoperto a Catania all'interno di un garage di Barriera Canalicchio dalla squadra mobile proprio della città etnea. Emanuele Accorsi.
Armi da guerra pronte a sparare e droga da immettere nelle piazze di spaccio. È la scoperta degli uomini della squadra mobile di Catania all'interno di un garage di un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera Canalicchio. A condurre i poliziotti nel luogo dove erano nascosti il cane di un'unità cinofila antidroga che ha indicato agli operatori il box. Durante la perquisizione, oltre a circa 200 grammi di marijuana, gli agenti hanno trovato un vero arsenale di armi comuni e da guerra. Tra queste un Kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, 5 pistole, una penna pistola e diversi tipi di munizioni. Oltre alle armi sono stati rinvenuti anche 3 scooter rubati. Armi e mezzi fanno pensare ad un imminente agguato alla luce degli ultimi episodi criminosi e sparatorie avvenute in città. Sempre nel garage erano nascosti 2 motori di motociclo di dubbia provenienza. La polizia indaga per risalire ai reali proprietari delle armi e del materiale sottoposto a sequestro, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo a Palermo, parliamo di Palermo violenta in via Macheda, maxi rissa con bastoni e pugni nell'isola pedonale. Coinvolti commercianti bengalesi e tunisini, residenti preoccupati e sconcertati. Marco Gulla. Di giorno crocevia di turisti, di sera ring per risse ed episodi di violenza. Il doppio volto di via Macheda a Palermo. La scorsa notte altra violenta rissa. Si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e tunisini a colpi di bastoni, calci e pugni. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e personale del 118 per medicare i feriti. Non è chiaro il motivo scatenante. Tra i protagonisti della rissa ci sarebbe un tunisino che era stato bloccato dalla polizia perché aveva alcune dosi di droga e poi rilasciato. Questa notte l'ennesima rissa. Noi vogliamo evitare che succeda quello che è già successo: accoltellamenti, colpi di pistola, spaccio, si importunano i turisti. Quindi non possiamo che chiedere al prefetto e al questore di disporre con una certa urgenza il presidio in quel sito. Un commerciante bengalese ci dice: abbiamo paura ogni giorno. Pericolosa questa strada di sera? Bruttissimo. Sì? Sempre qua, di sera qua, tunisino, senegalesi, qua, noi non possiamo lavorare così. Noi sempre paura, noi pagare affitto, tasse, come fai a vivere così qua? Da alcuni giorni il presidio di polizia non c'è più, dice un residente, e sono tornati di nuovo alla carica questi giovani che hanno sempre atteggiamenti violenti e tendono a controllare la zona, per non parlare dello spaccio ad ogni ora del giorno. E la polizia di Palermo ha ricostruito il contesto di un incendio del 19 agosto 2024 ad un noto pub del centro storico. 4 gli ordini di custodia cautelare. Il pub sarebbe stato dato alle fiamme per vendetta. Maglio Viola. Avrebbe commissionato l'attentato a un noto pub nel centro storico di Palermo per vendicarsi dell'ex socio rimasto proprietario dell'azienda e facendo passare il tutto per estorsione. La polizia di Palermo ha ricostruito il contesto dell'incendio del 19 agosto del 2024 alla farmacia alcolica di via Alloro, grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale e dell'intera zona inserita nel perimetro della control room di Palermo. L'auto con gli attentatori è stata infatti seguita dalle telecamere e ricostruito il percorso fino all'incendio. Adesso gli uomini della quinta sezione della squadra mobile hanno eseguito 4 ordini di custodia cautelare, 2 in carcere, 1 ai domiciliari e un obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il mandante sarebbe stato Francesco Damiani, 61 anni, ex socio del locale, al quale è stato notificato l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia. L'arresto è scattato invece per Giuseppe Terranova, di 34 anni, che deve rispondere dell'incendio, ma anche di estorsione e ricettazione in un'altra vicenda. Carcere anche per Vincenzo Romeo, 48 anni, accusato di essere il secondo uomo del comando incendiario. Domiciliari per Benito Morana, di 52 anni, che deve rispondere solo di ricettazione. Dopo l'incendio alla farmacia alcolica, infatti, nelle indagini è emerso anche un altro episodio di cavallo di ritorno, ovvero la restituzione di un'auto rubata dietro il pagamento di una sorta di riscatto addebitato a Terranova e Morana. E cambiamo argomento, si è riunita a Melilli la Commissione regionale ambiente per fare il punto sulla situazione miasmi nel siracusano. A Priolo intanto i cittadini chiedono ancora interventi concreti per la tutela della salute. Francesco Aloi.
La Commissione regionale ambiente si riunisce a Melilli per affrontare il tema miasmi. È la prima volta che accade in uno dei comuni dell'area industriale del Siracusano. L'attenzione del governo regionale è massima e noi, come voi sapete, per la prima volta, grazie anche al sostegno di tutti i deputati della provincia di Siracusa, abbiamo potenziato la nostra struttura di ARPA sul territorio. Un segno di vicinanza delle istituzioni verso chi abita in questo territorio, costretto a convivere con i forti odori di idrocarburi. La presenza del governo e di tutte le istituzioni ambientali, questo dà chiaramente un rinforzo nei rapporti fra socialità e amministrazione. Alla riunione nel Palazzo Comunale sono stati invitati anche gli altri sindaci della zona e i rappresentanti delle aziende del polo petrolchimico. Stiamo facendo dei controlli straordinari, stiamo collaborando con gli enti di controllo e quindi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Nel frattempo a Priolo Gargallo si scende in piazza. È la seconda volta nella stessa settimana. Il no ai miasmi arriva a gran voce dalla gente. Vogliamo vivere, vogliamo. L'ARPA fa sapere che l'aria è costantemente monitorata, ma ai residenti questo non basta. È 70 anni che ci riempiono di parole di inquinamento, cielo, mare e terra, ma poi a fatti concreti siamo nel 2026 e siamo qua ancora in piazza a marciare per avere un po' di salute. In strada c'è anche Don Palmiro Prisutto, il parroco di Augusta che ogni mese celebra in suffragio delle vittime del cancro. La farò anche il prossimo 28 e la farò fino a quando potrò celebrare messa. La politica adesso con le parole di Musumeci nei confronti di Schifani. Il mondo in Sicilia dice non è cominciato con il suo governo. Il ministro ha continuato, non è che prima di lui ci fosse il deserto, non è così. Sono le dichiarazioni appunto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, appunto Nello Musumeci, a margine della prima giornata della manifestazione Etna tricolore. Parliamo adesso invece del ciclone Harry e della frana di Niscemi. Arriva l'ok per altre 40 agevolazioni per un totale di 8,7 milioni approvati nell'ambito della misura regionale dedicata ai finanziamenti e ai contributi a fondo perduto per investimenti a favore delle imprese danneggiate. Il dato emerge dall'ultima riunione del comitato del Fondo Sicilia gestito da Irfis. Ci avviamo verso luglio, il caldo aumenta, anche se la Sicilia in questa settimana l'ha subito di meno rispetto a molte altre zone d'Europa. Nel weekend però temperature in risalita e il mare che resta la meta più ambita. Veronica Barbarino. È in arrivo Caronte, l'anticiclone. Nel weekend si attende una rovente Sicilia, bollino arancione su Palermo, giallo su Catania e Messina. Il mare, la meta più gettonata per trovare rinfresco. E affronteremo questo caldo torrido con un bel bagno. Questa mattina facciamo una buona colazione con una buona granita di mandorla con una bella brioche. Ma c'è anche chi gode della brezza marina e chi preferisce rimanere in casa nelle ore più calde. Affrontiamo il caldo, stando all'interno perché la mia casa fortunatamente ha mura spesse di 80 cm e poi ci sono i ventilatori quelli al tetto e bene o male diciamo che se riusciamo a sopravvivere. Dai. A Punta Secca il caldo non esiste, lo sai che c'è la brezza di ponente. C'è questo venticello che è molto rinfrescante. Molti turisti hanno scelto la Sicilia in questi giorni e il suo mare. Bologna ci sono 39 gradi. Qua sto benissimo. Il consiglio per tutti quindi è Prendere un aereo, venire in questa meravigliosa terra e godere del mare, del cibo, dell'accoglienza, dell'arte. Parliamo adesso del Teatro Stabile di Catania, presentata la nuova governance. Alla guida del direttivo ci sarà Salvatore Carruba. Tonino De Mana.
Salvatore Carrubba, indicato dal Comune di Catania presidente del Consiglio d'amministrazione, Francesca Maraviglia ed Enrico Nicosia, designati dalla Regione Siciliana, Ida Nicotra, indicata dalla Città Metropolitana di Catania, e Carlo Juvara, rappresentante dell'ente regionale Teatro di Sicilia. E questa, la nuova governance del Teatro Stabile di Catania, presentata dal sindaco Trantino nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. Vanto ed orgoglio per il neopresidente Carrubba, che nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi nel mondo della cultura e dell'università, tra cui la presidenza del Piccolo Teatro di Milano e dell'Accademia di Brera. E assume il valore simbolico e sentimentale di un ritorno alle radici che non si erano mai ovviamente rotte, strappate in questi anni, e il fatto che il sindaco abbia chiesto di mettere a disposizione della città le competenze modeste che ho acquisito in questi anni mi ha fatto molto piacere. Sono sicuro che ci saranno, grazie poi alla direzione del maestro Giorgetti, delle possibilità, delle opportunità per sviluppare la collaborazione, la condivisione con le altre realtà catanesi e anche con realtà nazionali e internazionali. Un ritorno alle origini apprezzato e gradito anche dal sindaco Trantino. Catania è una città dinamica, sempre in fermento, e le nuove idee di cartellone del Teatro Stabile riflette questa condizione. È un po' sentirsi protagonisti di 6 personaggi in cerca d'autore, perché ciascuno di noi ha bisogno di trovare attraverso il teatro anche la propria dimensione esistenziale. L'Università di Catania è tra i primi atenei italiani a riconoscere il congedo mestruale, una tutela per le studentesse con patologie mestruali certificate. L'Ateneo catanese ha infatti introdotto la misura di tutela attraverso la modifica del regolamento. Celebrati oggi i 252 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Noi siamo andati a Catania con la nostra Eva Spampinato. Sentiamo. Oltre 2 secoli di storia, di evoluzione e di servizio al paese, dalla Legione Truppe Leggere ai confini del Regno Sabaudo nel 1774 fino alla moderna polizia economico-finanziaria che combatte evasione, frodi, criminalità organizzata. Il nostro impegno è appunto quello di contrastare queste fenomenologie che nel tempo si sono trasformate velocemente da fenomeni frammentari a fenomeni sempre più strutturati che non rimangono circoscritti nel territorio di riferimento, ma che assumono carattere nazionale e talvolta anche internazionale. La Guardia di Finanza celebra oggi 252 anni di attività e lo fa con celebrazioni ufficiali in tutta Italia. A Catania la cerimonia inizia con la deposizione della corona d'alloro sulla stele delle fiamme gialle in piazza San Francesco di Paola. Qui sono arrivati i massimi nomi delle autorità civili, militari e religiose. Un momento solenne salutato dal messaggio da parte del Presidente della Repubblica, che è stato anche occasione per fare il punto sull'attività svolta dalle fiamme gialle tra il 2025 e i primi mesi del 2026. Parliamo di 6.300 interventi complessivamente, 1.500 indagini in tutti i settori di intervento della Guardia di Finanza, dalle frodi fiscali agli interventi in tema di tutela della spesa pubblica, le attività di contrasto degli illeciti economico-finanziari, tutti quei fenomeni che incidono sulla concorrenza e sono in danno ovviamente della competitività delle imprese e dei contribuenti onesti e che rispettano le regole. Ci spostiamo adesso da Cireale, dove è stata presentata l'estate 2026. Oltre 2 mesi di eventi, dal grande cinema con Carlo Verdone alla musica. Domani il primo appuntamento con il jazz. Orazio Longo. Ad aprire il programma sarà la musica jazz con 4 serate gratuite in Piazza Duomo che porteranno ad Acireale artisti del calibro di Rita Botto in quintet, Roberta Maci quartet, Luca Madonia in trio e Francesco Cafiso con Aaron Goldberg. Nell'estate 2026 di Acireale si passa dalla musica all'enogastronomia, dalle tradizioni popolari al cinema, con Carlo Verdone ospite della rassegna cinematografica 4 serate con Carlo, che si terrà dal 9 al 12 luglio alla Villa Belvedere. A questi si aggiungono tutti gli eventi delle frazioni, tutti gli eventi nei quartieri, perché ogni anno finanziamo anche associazioni e parrocchie che danno un contributo che rendono vive anche i nostri quartieri popolari, ma anche le frazioni a mare. Quindi una estate ricca di eventi come gli scorsi anni. Ad agosto il ritorno del Carnevale d'estate, museo diffuso, identità, arte e cultura, che riporterà nel centro storico gli spettacolari carri allegorici, mentre dall'8 al 13 alla Villa Pennisi il festival musicale. A
chiudere il cartellone la Fiera dello Ionio, storico appuntamento settembrino. Il programma Cireale Estate 2026 è patrocinato dal Ministero del Turismo e dalla Regione Siciliana. Ci fermiamo, piccola pausa per noi, ritorniamo fra poco con la pagina sportiva. Cominciamo con il calcio, il mercato, il Palermo che rinnova il contratto al portiere finlandese Joronen, in entrata fatta per Hernani. Si muove dunque proprio il mercato dei rosanero in vista della prossima stagione in cui si cercherà ancora la promozione in massima serie. Marco Gulla. Adesso è ufficiale, Yes Joronen continuerà a difendere la porta del Palermo. Il club rosanero ha annunciato il rinnovo del contratto del portiere finlandese, confermando la volontà di puntare ancora sulla sua esperienza in vista della stagione 2026-2027. Una notizia attesa da giorni e che adesso trova anche il crisma dell'ufficialità. Il nuovo contratto prevede un prolungamento di un anno con opzione automatica per un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. Una scelta che conferma la fiducia del Palermo nei confronti dell'estremo difensore finlandese e la volontà di mantenere continuità tra i pali. Fatta anche per Hernani dal Monza, il centrocampista sarà ufficialmente rosanero la prossima settimana. Al club brianzolo circa 1 milione di euro. Prossima settimana che dovrebbe aprirsi anche con l'ufficialità del centrocampista Estevez, ormai ex Parma. E poi trattativa in fase avanzata anche per Cassandro, il jolly difensivo di proprietà del Como è una priorità del Palermo. L'affondo e l'offerta del club di Viale del Fante hanno superato la concorrenza del Sassuolo. Inzaghi potrà contare su un difensore molto duttile, abile a giocare sia come terzino sia eventualmente da centrale. Cercherà invece ancora la promozione in Serie B il Catania con un progetto diverso per cui si registra una svolta per Longo. Il Catania è vicino all'accordo con l'ormai ex allenatore del Crotone. Si lavora per definire i dettagli. Tonino De Mana. Passi avanti, forse decisivi. Il Catania vira su Emilio Longo che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere il nuovo tecnico rossoazzurro. L'ostacolo principale non riguarderebbe più l'aspetto economico, ma la definizione di alcuni dettagli legati alla composizione dello staff tecnico e quindi all'organizzazione del lavoro. L'ormai ex allenatore del Crotone ha sciolto ogni vincolo contrattuale con il club pitagorico, affidando ai social una lunga lettera d'addio, definendo l'esperienza rossoblu un capitolo fondamentale della propria crescita professionale e personale. Su Longo ci sarebbe l'interessamento del Foggia, ma i pugliesi attendono l'ufficialità del ripescaggio, mentre il Catania non vorrebbe più aspettare, visto che il tempo stringe e bisogna programmare la stagione del rilancio. La società di Ross Pelligri è pronta ad avviare una profonda riorganizzazione dell'organico, pur mantenendo uno zoccolo duro di calciatori da cui ripartire: Dini, Di Gennaro, Cicerelli, Lunetta, su tutti. Nei prossimi incontri potrebbero essere definiti anche gli ultimi aspetti relativi allo staff tecnico. L'idea sarebbe quella di portare a Catania buona parte dei collaboratori che hanno accompagnato Longo nell'esperienza di Crotone, garantendo continuità metodologica e organizzativa. Parallelamente si preparerà anche il lavoro in vista del ritiro estivo fissato per il 16 luglio, con il mercato che entrerà presto nella sua fase operativa. Nelle ultime ore i colloqui sono andati ancora avanti fra il Catania e Longo, che è praticamente il nuovo allenatore dei rossazzurri. Ovviamente si attende come sempre l'ufficialità, soprattutto in questa telenovela legata all'allenatore del Catania. Comunque Longo veramente vicino a essere l'allenatore del Catania. Noi ci fermiamo ancora per una pausa. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, grazie per averci seguito e una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.